Io sono Francesco Giano, grazie alla Mostra del Cinema di Venezia per ospitarci qui, grazie alla Veneto Film Commission. Siamo a presentare Cielo Aperto. Ho chiesto a Ruggero, qua fuori, raccontami in una frase di cosa parla il film. E gli è venuta subito: 6 storie di ragazzi e ragazzi che lottano per la rinascita di Venezia, che è un bello slogan. Presentiamoci, chi è qui? Ciao a tutti ragazzi, sono Ruggero, il regista e il produttore del film. Ciao a tutti, io invece sono Francesco Cappellini, ho aiutato Ruggero in questa missione a produrre e realizzare questo docufilm. Ciao, io sono Cava, sono uno dei protagonisti di questi film. Buongiorno, mi chiamo Matilda Vite e anch'io sono una protagonista di questo film. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Francesco Colabella e all'interno del documentario sono il ragazzo che suona la chitarra. Grazie. È la presentazione di un film più bella a cui sia mai stato, è troppo bello. Abbiamo un estratto, abbiamo un trailer adesso per vedere. Io aprirei le danze con un piccolo trailer e vi ringrazio per essere venuti qua perché è veramente bello vedere facce giovani in quello che è il festival più antico del mondo. Quindi grazie per essere qua. Ok, chiamiamo il presidente della giuria per farlo includere in concorso dopo questa azione. Allora, Ruggero, qualche domanda, poi eventualmente lasciamo spazio magari se c'è qualche domanda dal pubblico. Come ti è venuto di fare questo film? Tra l'altro tu sei torinese, non sei di Venezia. Esatto, sono un ragazzo torinese e a 19 anni ho lasciato l'Italia in cerca di un sogno. Sono andato in Canada, dove ho vissuto per 5 anni a Vancouver. E da lì, vivendo il tessuto cittadino e quella che è lo spaccato sociale della città di Vancouver, mi sono appassionato al cinema a impatto sociale. E quindi dopo 5 anni di cinema a impatto sociale in Canada mi sono chiesto, caspita, qual è la prossima comunità che può veramente condividere un messaggio di resilienza e di rinascita sociale, di rilevanza globale? E ho detto, caspita, è proprio la comunità giovane a Venezia. Noi in Italia siamo stati i primi in Occidente a vivere la pandemia. E quindi possiamo anche essere i primi a dire che si può rinascere
da questa pandemia. E allo stesso tempo Venezia ha una storia di resilienza davanti alle pandemie, davanti alla peste, che ha sicuramente una piattaforma di livello internazionale. Richiama una piattaforma di livello internazionale e questo mi ha portato a venire qua a Venezia, dove ho trovato la storia, ho trovato le storie con i personaggi sia veneziani, nati e cresciuti a Venezia, che persone che sono venute a Venezia, sono migrate a Venezia, con una missione condivisa: la rinascita della città come sinonimo e metafora della rinascita della comunità. Me ne dici in un tweet le singole storie? Cosa dici? Abbiamo 6 storie molto molto bello. Partendo qua abbiamo Francesco, che suona, è un musicista di strada molto molto bravo, è un sacco di talento, ci siamo conosciuti a settembre e nel film il suo sogno è quello di poter suonare una chitarra che rappresenta Venezia, che è stata creata da un liutaio che si chiama Davide Pusiol, che manda i saluti tra l'altro, e il suo sogno praticamente nel film è quello di suonare la chitarra che rappresenta Venezia come simbolo di appropriazione della cultura con eleganza, con estrema dolcezza, e quindi questo è l'arco di Francesco. Matilda, lei rappresenta sicuramente l'aspetto più femminile e olistico del film. Lei si prende cura dei campi e non solo impara dalle persone del territorio della laguna, ma anche insegna a altri ragazzi delle nuove generazioni come prendersi cura della laguna. Poi abbiamo il mitico Cava, e Cava ha veramente raggiunto un obiettivo incredibile quest'anno e ha raggiunto la maturità, quindi un grande applauso per Cava che ha veramente raggiunto un grandissimo obiettivo. E nel film raccontiamo appunto il viaggio di Cava e parte con un estratto che vi faremo vedere dopo, verso la fine della presentazione. Abbiamo Tommaso, un ragazzo veneziano che è uno dei leader del collettivo di Opificio. Ragazzi, fatevi sentire che siete in sala. I ragazzi di Opificio ci tengono tutti felici e ballerini, creando fantastici eventi qua a Venezia, assolutamente essenziale per creare quel senso di comunità che nasce dalla passione per la musica. Poi abbiamo 2 archi narrativi legati alle nuove generazioni e ce l'abbiamo qua in sala. Sulle mani per Lucio, Elsa e Tina. Sulle mani, eccoli qua. E questi sono i personaggi del film e tutti lottano per una nuova Venezia. C'è una frase che ti hanno detto durante le riprese che ti ha colpito particolarmente, che esemplifica secondo te questa lotta per la rinascita? C'è una bellissima frase che sentirete dopo tra l'altro nell'estratto, dove Claudio durante la scena racconta e dice a Cava: sai Cava, andare a vela è vivere, tutto il resto è aspettare. E questa frase raccoglie pienamente quello che è lo spirito della comunità e della rinascita. Non dobbiamo aspettare, dobbiamo prenderci questo futuro che parte da adesso e sfocia nel prossimo minuto e sfocia nella prossima giornata, settimana, mese e anno. Questa frase raccoglie quello che è lo spirito di resilienza che parte dalle nuove generazioni e si estende a chiunque voglia vivere questa resilienza, non solo a Venezia ma ovunque nel mondo, perché Venezia è esempio ed è al fronte di tutte le dinamiche sociali, culturali, economiche, ecologiche, ed è da esempio per tutte le altre città del mondo. E quindi da qua, se può partire un messaggio di rinascita e di resilienza da questa città, può sicuramente andare a toccare altre città nel mondo. Infatti spesso... E spesso parli tu di comunità, e anche parlavo fuori con un ragazzo che diceva Venezia è la città che condensa dentro di sé tutte le lotte future per il cambiamento, che siano appunto il clima o la lotta alle disuguaglianze. In che senso questa comunità? Cioè perché è così importante secondo te qui il valore di comunità? Questa è una bellissima domanda e ritorna sicuramente a quello che è il concetto di ritrovo e di ritrovarsi. Anche la struttura della città non solo è sinonimo e metafora e rappresenta quello che è una vera e propria vita a misura d'uomo, una città costruita a misura d'uomo, ma allo stesso tempo
l'immagine e il simbolo di porto che Venezia è tra l'Occidente e l'Oriente, come lo è sempre stato a livello storico. E da qui veramente può partire un messaggio estremamente forte, soprattutto perché esiste questo messaggio, esiste questa comunità di ragazzi e ragazze nati e cresciuti a Venezia o anche che vengono da fuori, che lottano per lo stesso ideale. E questo è veramente il simbolo di comunità più alto, ovvero io credo in te e tu credi in me perché crediamo negli stessi valori. Questo è quello per cui dobbiamo combattere e da qui parte veramente un nuovo modo non solo di vivere Venezia, ma soprattutto di vivere le città col centro storico e di vivere le comunità che nascono grazie alle nuove generazioni. Chiarissimo. Non sia mai. Lo volete vedere un estratto? Vai, vediamo un estratto. Allora, pronti? Metti questa? Lo metto qua? No, là. Ah, Poi devi cercare di metterla dentro anche nel buco sotto. Ti ricordi un po'? Gamba destra avanti, gamba destra avanti, gamba destra avanti, ok. Vai. Prendi l'estremità del remo. Si è spento il sole nel mio cuore per te. Quando un altro ti ha rubato. Portami indietro un po'. Vai su, cara. Gira un po'. Così deve entrare benissimo. Portiamo indietro la vela. Porta ancora un po'. Tiranda. Ecco. No, vado io su. Tu adesso stai attento. Devi sapere, Carla, andare a vela e vivere. Tutto il resto è aspettare. Ok, allora andiamo. Occhio, tira dall'altra parte, tirala. Ok, bravissimo. Prova a tenere, comincia a tenere questa intanto. Ok. Quando ti dico io la tiri giù eventualmente. Vediamo bene i remi dentro che non rompano le balle. È bellissimo. Mamma mia, guarda dietro. Che coincidenza oggi. Pazzesco. Veramente. Veramente, guarda. Adesso stiamo volando. Ah sì. Cioè, è veramente una poesia andare in vela. Perché senti il vento che accarezza la vela e poi scivola sulle onde così.
vai giù, vai giù. Benissimo. Ok. Bene? Allora, questo che lo posso staccare da qui? Boh, adesso andiamo giù di. Allora, Vai. questo qua. No, ecco. No, giralo. Come? Gira. Gira Remo, gira ancora. Così. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira. Ok, vai. Ho ripreso il treno. Ho letto libri antichi preoccupanti. Poi arrivati a Torino ci siamo commossi in tempo. Questa è la cosa più veneziana che ci sia. Io so che vogherò, insieme a Caba vogherò, col vento e con la pioggia vogherò. Caba! Avete finito? Avete domande? Facciamo una. A chi fa per prima domanda si becca l'applauso. La signora. Applauso alla signora che fa per prima domanda. Ruggero, sai quanto ti ammiro, proprio perché ci siamo azzuffati. Allora, questo estratto del film, ed è bello proprio il fatto che sia lui, che è una persona comunque, un extracomunitario e un anziano. Visto che il nuovo nasce solo dal vecchio, perché non c'è modernità senza con una discontinuità, non pensi che sia molto importante invece proprio recuperare anche tutta la dimensione degli anziani, tutti quelli che sono l'esperienza di chi per secoli è riuscita ad avere una città come Venezia e a farla vivere nel rispetto della sua delicatezza, perché forse proprio la mia generazione, quella a metà, è quella che forse non l'ha vissuta, si rende. Quindi quanto è importante il legame con gli anziani, soprattutto perché loro hanno la memoria di quello che Venezia dovrebbe continuare ad essere, e sono quelli che, come Venezia non vi accoglie più di tanto, non accoglie più neanche gli anziani, che spesso vanno a messe perché è una città difficile, una città anche violentata dal turismo. Quindi grazie. Ringrazio per questa domanda perché porta luce veramente a un tema fondamentale, che quello che è la relazione con il futuro è una conversazione. È una conversazione che nasce ovviamente tra le nuove generazioni e quelle più avanzate, e specialmente perché la nostra generazione in questo momento è una generazione davvero speciale, perché vive tra ponte ed è una coordinata spazio-temporale molto precisa, molto speciale, perché a livello geografico siamo ponte tra diversi paesi. Molti dei ragazzi della mia età sono ponti con altri paesi, non solo con l'Italia, ma anche con altri paesi a livello internazionale, ma sono anche ponte ovviamente tra le nuove generazioni che stanno nascendo adesso e le generazioni che mantengono vivi i valori che esistevano prima dello sviluppo tecnologico. Quindi questo ponte non può esistere senza il supporto e ovviamente senza il riconoscimento e l'ascolto delle generazioni più avanzate, attraverso le quali ovviamente senza di loro noi non saremmo qui. Quindi c'è una gratitudine ovviamente di base che si estende nei confronti delle generazioni più avanzate, ed è da lì che veramente parte la conversazione. E quindi
rilancio chiedendo anche più ascolto. Le nuove generazioni hanno bisogno di essere ascoltate e quello che chiediamo è di ascoltarci e di darci una mano perché stiamo vivendo momenti davvero difficili, ma attraverso la difficoltà di questo momento storico crediamo in un futuro migliore. Quindi non ci nascondiamo davanti al futuro, ma lo guardiamo dritto negli occhi, riconosciamo i problemi e da lì, nonostante ciò, crediamo in un futuro migliore. Questo è l'ottimismo. Ciao, allora innanzitutto volevo dirti che ho visto l'estratto ed è incredibile, anche soltanto la fotografia è davvero una delle più belle che ho visto in tutti i film del festival che ho visto finora, non sto mentendo, la verità. Volevo dirti, mi è sorta spontanea domanda quando hai parlato appunto di aver vissuto a Vancouver per così tanto tempo, cioè come ti è venuta appunto l'idea da una città del genere di tornare, di andare a Venezia, perché Vancouver, ma anche un po' tutte quante le città dell'America, del Canada, degli Stati Uniti, sono queste città che almeno io sento un po' prive di storia, relativamente nuova, che si sta formando ora. La cosa interessante, appunto, come hai detto tu, è lo spaccato sociale che si crea da tutte le persone che vanno a vivere là. E come ti è venuto in mente appunto di tornare in una città a vivere il centro storico, come hai detto prima, una città così antica, così che invece è proprio ricca di storia? Ti ringrazio per questa domanda. È stato prima di tutto una chiamata. Secondo me tutti noi comunque artisti o comunque che viviamo in contatto con l'arte e la creatività dobbiamo sentire la chiamata. E questa chiamata mi ha spinto veramente a investigare. E da lì ho letto un libro di un autore che si chiama Salvatore Settis e il libro si chiama Se Venezia muore. E questo libro mi ha davvero colpito, è stato veramente la prima spinta nella direzione di Venezia, dove poi ovviamente attraverso ricerca e anche uno sviluppo di una consapevolezza attorno alla città e ai suoi personaggi e ai suoi abitanti, da lì mi sono accorto che qua c'è storia di rilevanza globale e lo sappiamo perché Venezia ha veramente vissuto anche un periodo durante la pandemia molto rilevante che ha risuonato con tutto il mondo. Quindi se questo messaggio può partire da qua, può allo stesso tempo raggiungere tutte le altre comunità che vivono all'interno di un centro storico nel mondo. Ok, c'è un altro... C'è un'altra domanda per caso? Abbiamo ancora tempo per un'altra domanda? Vai. Ciao, grazie mille. Pensando a Venezia, è una città che dalla sua fondazione è stata forte del suo mito, di una città che sorge sull'acqua e che governa il mondo a un certo punto da questa situazione molto particolare. Tuttora il Festival del Cinema, tante altre cose fanno parte di questa grande narrazione che Venezia fa al mondo di se stessa. Mi domando se a un certo punto la città non sia diventata un po' prigioniera di questo mito. Non so cosa ne pensi. Grazie mille per questa domanda anche, ragazzi, grazie per queste domande, tanta roba. Sicuramente, ed è anzi da questa narrativa. È una narrativa che parla di una Venezia decadente, parla di una Venezia che è sempre stata decadente e questa narrativa quando sono venuto qua a viverla attraverso la comunità forte che c'è qua e ci sono un sacco di persone, ma ragazzi e ragazze che lottano per il futuro di questa città, io mi sono accorto, caspita, c'è molto di più dentro questa narrazione di Venezia. Non è una città decadente come tutti parlano. Se si va a vedere bene sotto tutto quello che sono gli strati narrativi, c'è una comunità che lotta e questa comunità si estende non solo nelle nuove generazioni, ma persone di tutte le età. Anche se il film si concentra sulle nuove generazioni, è in realtà una chiamata alla ridefinizione di questa città come potenziale comunitario che può ispirare altre città. E quindi sì, sicuramente Venezia è stata una città certe volte anche vittima di questa narrazione ripetuta, decadente, ma noi con questo film e la necessità attraverso la quale è nato questo film è stata proprio quella di portare alla luce le realtà che non hanno avuto quella piattaforma e che adesso con questo film possiamo portare questa voce per ispirare un nuovo modo di vedere Venezia.
velocissima. Abbiamo un'ultima domanda. Allora, più che una domanda è probabilmente più un ringraziamento, che è stata davvero un'emozione conoscerti, Ruggero, e da quando sei arrivato a Venezia non hai idea delle persone che mi hanno detto: oh, guarda, è arrivato sto tipo, si chiama Ruggero, devi conoscerlo, è un personaggio. Ed è stata proprio come una nuova ondata di energia nella città. E da parte mia più che una domanda è proprio un grazie, perché solamente venire qua oggi per questa conferenza stampa è stata una pura emozione, perché io sono partito da solo da casa per arrivare e man mano che facevo la strada per arrivare al Lido incontravo persone, amici, tutti che stavano venendo qua. E quindi il fatto che tu attraverso il documentario, attraverso il film, attraverso questa passione tu possa portare assieme le persone, penso che possa fare una grande differenza a Venezia proprio. Quindi ti ringrazio. Ragazzi, queste sono le parole più belle di tutte, perché sentire questo da una persona come Toto, e qua nella stanza ci sono tanti leader della comunità veneziana, per nominare Toto, Sebastiano, Stefano, Pietro, è pieno di ragazzi e ragazze qua che sono veramente al centro e creano questo centro di gravità per Venezia, e sentire queste parole che vengono da loro per me significa tutto, perché questo film esiste solo attraverso e per la comunità. Una storia non esiste senza una audience, una storia non esiste senza chi ascolta. E quindi per concludere io ringrazio voi che siete venuti oggi qua alla Mostra del Cinema, siete venuti a rappresentare la comunità veneziana e siete venuti a rappresentare quello che è l'idea del futuro di questa città e di altre città che vengono vissute dalle nuove generazioni. Chiudo con una bellissima citazione di un poeta brasiliano, si chiama Vinícius de Moraes. Lui dice: la vita è l'arte dell'incontro. E io aggiungerei: la vita è l'arte dell'incontro con gli altri, con se stessi e con il futuro. Grazie mille ragazzi. Grazie a tutti. Un applauso ragazzi. Un applauso a... Ragazzi, un applauso a... Funziona quello? Ragazzi, grazie mille.